No, non si può fare ragazzi, non si può tornare alle elezioni, sia ben chiaro, no, non vogliamo tornare alle elezioni, altrimenti ritorna Di Battista! Saremo in molti, e qui siamo vari, con la sfera in testa di cristallo, e qui potere al popolo. E per cercare di sviare sulla questione Sirisissiри oggi vi ho portato i ballerini del sabato sera. Fa niente che lunedì pomeriggio fate finta di niente. Arrivano. Siamo grandi e saremo in molti, e qui siamo vari, con la sfera in testa di cristallo, e qui potere al popolo. E va bene. Buon pomeriggio da Sammy Varin, signori, in diretta nazionale su RPL, Radio Padania Libera. Ma che fatica, quando arrivano i ballerini, ragazzi, c'è sempre un'atmosfera così elettrizzante che quasi mi dimentico che dietro, dall'America, è ritornato il fiscalista Dario Polini. Ciao Dario! Sì. Senti, ma parli ancora italiano? Sì, un po'. Non è che prima parlasse molto, però dici qualcosa ancora. Non ero più abituato. Non era più abituato, ma mi sa che ci rimane poco qui in Italia, perché c'è un jet lag molto potente in lui. Vabbè. Valentina Lucarelli, anche lei, scenarieconomici.it. Ciao Valentina. Ciao Sammy, ciao a tutti. Tra poco parleremo anche di cosa ci riserva il futuro per noi che restiamo in Italia, ma guardate chi vi ho portato vicino a me, signori, il grande Lele Di Nero con le sue ballerine. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Radio Padania, a tutti gli ascoltatori. Sammy, scusa, Alessandra Moretti del PD ha detto di mettere una tendina a Lele Di Nero perché c'è un crocifisso, bisogna mettere una tendina. Una tendina per coprire il crocifisso. Pazzo. PD, parliamo dopo. Ma sai perché? Perché vogliono toglierci tutte le nostre tradizioni, compreso il crocifisso. Ma il crocifisso è per uno che balla i balli della febbre del sabato sera, è obbligatorio, perché comunque effettivamente c'era la croce a parte che ognuno porta la sua croce nella vita, ma quella è un'altra storia. Ma Tony Manero e John Travolta nella febbre del sabato sera era famoso per la croce, e quindi se la portava lui non c'è politica che tenga. È vero, oggigiorno chissà cosa gli direbbero, però facciamo finta di niente. Lele Di Nero, allora prima di tutto lo devo ringraziare perché qualche settimana fa sono stato ospite all'Hollywood, famosissima discoteca milanese, e ero nella giuria per votare Miss Radio Padania, e salutiamo tutte le miss che sono passate in questa selezione. C'erano altre fasce importantissime, tra queste alcune miss speciali addirittura sono entrate nel corpo di ballo ufficiale di Lele Di Nero, o comunque hanno accesso a quelli che sono i suoi stage, le sue tournée in giro per l'Italia. Lele, ti lascio parlare perché so che hai un fracco di appuntamenti da snocciolare. Allora, sì, hai detto bene. Intanto qui vi presento, abbiamo sulla sinistra Letizia Balbi. Ciao. Ehi là, Letizia. Alla sua prima intervista in radio, e sulla destra la Lisa Angelica Parodi, Lisa, che è vestita con l'abito della febbre del sabato sera di Stefani Mangano. Ecco, scusate, io sono un po' sguercio, se ti puoi alzare almeno la riprendiamo, e c'è, ragazzi, allora, prima di tutto, lei impersona un personaggio particolare. Sì, lei impersona Stefani Mangano, nel ruolo farà il pezzo 2 della febbre del sabato sera con me,
More Than a Woman, quindi ha questo bellissimo abito, mentre io ho delle scarpe addosso che le inquadro. Dove sono le squadre? Qua, stile Febbre, che mi sono state realizzate da Sabrosura, che è un negozio abbigliamenti da danza, scarpe da ballo, che è una nostra partnership del nostro show teatrale del The Dance Fever Show a Paderno Dugnano in via Roma 92. Invito tutti ad andare in questo bellissimo negozio dove vendono scarpe di ballo e accessori di danza. Anche se non ballate, cosa ce ne frega? Esatto. E saluto quindi la titolare Simona, perché sarà 43, grazie per me. Perché sarà partnership appunto del nostro show teatrale. Ecco, queste due ballerine fanno parte del mio corpo di ballo teatrale, perché come tu sai sarai in prima fila, hai preso oggi i biglietti. Ci sarà il The Dance Fever Show, la seconda edizione, il primo tributo al mondo danzato non musical. Aspetta che lo mostriamo anche nell'altra telecamera. Fedele ai film. Eccolo lì. La febbre del sabato sera, Grise per la prima volta Staying Alive. E negli inframmezzi ci sarà la finale nazionale di Miss Bella di Notte Milano VIP, dove sei venuto in giuria appunto all'Hollywood in una selezione, dove avremo una trentina di bellissime miss in gara. Loro due sono due miss finaliste. Eccoci. Quindi sia Letizia Balbi sia Lisa Parodi hanno anche partecipato come misse, hanno vinto delle fasce o comunque insomma sono state selezionate per accedere alla finale, quindi faranno l'uno e l'altro, sia le esibizioni che la finale. Salutiamo Cristina Sporeni, che è la ideatrice e la presentatrice della finale del concorso che faremo domenica. Aspetta, io aggiungo una cosa, cioè queste miss che hai di fianco, oltre quindi alla bellezza, hanno anche la bravura, cioè sanno ballare, hanno anche questa specializzazione, perché giustamente una miss può essere una miss pura che sa soltanto passeggiare sui palchi e basta. Esatto, non sono le uniche ballerine del mio corpo di ballo, composto da 21 ballerine e 6 ballerini quest'anno in questa edizione teatrale a essere finaliste miss. C'è anche Lea Volpe, che saluto, che è la Olivia Newton-John italiana, che è arrivata prima classificata alla ultima selezione in cui sei venuto tu, che oltre che a fare Olivia farà anche la sfilata. E quindi, anzi, anticipo che venerdì 17 maggio io e Lea Volpe faremo un tributo di Grise presso Spazio Epoca, e venerdì 17 maggio in questo bel locale in via Parenzo 7, www.spazioepoca.com. è possibile prenotare la pericena e vi trasporteremo io e Lea Volpe nelle atmosfere di Grise, quindi venite numerosi, ecco. Questo è il primo passaggio più vicino. Ecco, poi visto che ho la Lisa Parodi vicino, ne approfitto per dire invece che con la Lisa mi esibirò sia venerdì 14 giugno allo Stecco di Salice Terme, saluto Mattia Giordano Barberis che è il titolare di questo bellissimo ristorante, e poi sempre con Lisa Parodi mi esibirò, parlando di teatri, sabato 25 maggio al Teatro Don Bosco di Pavia. Saluto l'organizzatrice Daniela Cendali e per i biglietti potete contattarla su Facebook. Mi esibirò sia nella Febbre che in Grise insieme anche a altre ballerine come Claudia Bianchini, Nicole Bearre, Greta Russo e Lea Volpe. Faremo sia Grise che la Febbre. E poi venerdì 21 giugno saremo invece al Teatro Don Edoardo di Opera, provincia di Milano, in occasione del saggio di danza organizzato da Gabriella Petrocchi per la SD Harvest Team Swing, e quindi anche in questo caso venite a vedersi al Teatro di Opera Don Edoardo alle 9 di sera, e per i biglietti potete contattare appunto la Gabriella Petrocchi. Ecco, queste sono le date che abbiamo nel mese di maggio-giugno vicino. Poi c'è domenica 10 novembre il Teatro Pime con il tributo completo con tutto il corpo di ballo, dove sarà un piacere insomma averti con noi in prima fila, ecco. Minimo, ma soprattutto l'appello figlio d'Apollo del Sammy Varin è proprio questo, signori, c'è questo importante appuntamento per chi ama la musica e il ballo anni 70, 80 e questo del Teatro Pime, come l'anno scorso lo è stato, deve essere assolutamente sold out. Quest'anno siamo molto vicini al sold out, perché abbiamo già venduto 450 biglietti su 600 disponibili, in quanto un corpo di ballo molto collaborativo. Anzi, volevo anche un'opinione della new entry Letizia Balbi e di Lisa Parodi di questa esperienza insomma che stanno per fare come prima volta. È un'esperienza bellissima, sicuramente molto intensa, e anche il corpo di ballo è veramente fantastico, ci troviamo molto bene tra di noi e Lele è il top.
Beh, diciamo che lui è quello che ci ha sempre creduto in questo tipo di ballo, e ha fatto bene, ha fatto in molto questo bene. tipo di musica che, come gran parte della musica anni 60, 70, 80, non se ne va mai dalla moda, è sempre di moda. È sempre di moda, non invecchia mai. E poi Letizia Balbi, che ho scelto in una mia audizione di recente. Cosa vuoi dire? È un'esperienza elettrizzante soprattutto. Poi lui ha un sacco di carica, ce la trasmette ogni volta, in ogni stage, in ogni master, in ogni audizione, ovunque, sempre. Sì, perché devi sapere, Semi, che io è da ottobre che sto facendo un'audizione al mese per ampliare il corpo di ballo, in quanto la nuova edizione non solo avremo il teatro pieno, ma avremo tantissime sorprese che non posso svelare, e avremo delle bellissime miss, avremo delle ballerine veramente collaborative, molto brave tecnicamente, perché è da ottobre che sto facendo un'audizione al mese avanzata per ampliare appunto questo corpo di ballo. E poi, come tu sai, ci sono anche degli stage di balli di gruppo, ecco, che io sto facendo. Questo è bello perché, attenzione, Lele Di Nero tira dentro persone di tutte le età. Già le sue ballerine direi che sono piuttosto giovani. Età? 19 e 23, signori, quindi diciamo che giovani, non che Lele Di Nero sia vecchio, assolutamente, lui è poco sopra la ventina. L'età è solo un numero, però il mio corpo di ballo è dai 18 ai 30 anni, quindi allora 18-30 anni il corpo di ballo, ma gli stage o stage, come volete, questi master sono aperti ad ogni età, quindi se avete dei figli, dei nipoti, se voi non avete più 20 anni ma siete rimasti affascinati dalla vecchia musica anni 70-80 di Grease, La febbre del sabato sera, Staying Live, ballare ad esempio con vostra figlia o vostro figlio può essere un sogno. In discoteca potete provare a fare un po' i pazzoidi, ma dopo 5 minuti vi cacciano, mentre invece se provate a fare uno di questi corsi con Lele Di Nero fate anche bella figura, se accennate a More Than a Woman come facevano davvero nel film. Allora ne approfitto per dare due parole su questi stage, che a maggio ho fatto proprio la prima lezione, l'ho fatta proprio questa domenica e ho fatto il record, avevamo 13 partecipanti in sala e stiamo aumentando sempre di più. Il prossimo stage lo farò, per chi è interessato, domenica 12 maggio e domenica 26 maggio, cioè la seconda e la terza lezione, presso Suanno Dance School qui in zona Via Oldrado da Tresseno. Io la conosco, l'Emanuela Suanno, la regina della danza del ventre. Esattamente. Mentre invece la Greta Russo è una nostra partnership, oltre che una mia ballerina, è la scuola di danza del Club Russo di Cologno Monzese, che saluto, dove faremo invece le prove ufficiali a ottobre dello spettacolo teatrale con tutto il corpo di ballo. Ecco, tornando invece ai Masterclass Dance Fever, che sono dei balli di gruppo a tema con La febbre del sabato sera, Grease, Pulp Fiction, che chiunque dai 6 anni ai 60 anni può venire a imparare. Lo stage dura 1 ora e mezzo e ci si diverte. Il prossimo sarà il 12 maggio e il 26 maggio, seconda e terza lezione alla Suanno Dance School. Chi fosse interessato mi può contattare su Facebook nella pagina Lele Di Nero o su info@leledinero.it per tutte le informazioni. E poi li sto anche facendo anche in varie scuole di danza. Per esempio sabato 18 maggio comincerò la collaborazione in una scuola di danza di Appiano Gentile, e saluto la direttrice Francesca Nava. Farò uno stage prima per i bimbi dai 6 agli 11 anni, la prima ora e mezza, e poi l'ora e mezza successiva per gli adulti. Quindi poi a ottobre continuerò appunto con loro, così come gli amici del ballo della Santina Spiotta. A ottobre incomincerò dei masterclass, quindi si sta diffondendo in varie scuole di danza e di ballo della Lombardia, per cui venite numerosi per essere travolti da una febbre allo stato puro, anche perché poi a volte trovate le mie ballerine assistenti che collaborano anche con me in questi workshop. Esatto. Quindi saluto tutti i partecipanti ai miei workshop che stanno partecipando con entusiasmo in queste domeniche un po' alternative, e lo slogan dei miei workshop è "Si ballo, non sballo", per divertirsi senza stordirsi. Messaggio sociale. Glielo facciamo l'applauso, mi piace questo. L'applauso ci vuole in questi casi, soprattutto perché stiamo parlando di musica anni 70-80,
ma siamo nel 2019 dove purtroppo lo sballo sembra divenuto obbligatorio, ecco, lo ricordiamo perché ci teniamo in modo particolare ai nostri figli, ai nostri nipoti, al futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. Il consiglio del Sammy Varin è proprio questo: cerchiamo di avvicinare i nostri bambini fin da piccoli alla buona musica e soprattutto a quelli che sono gli sport, diciamo, alternativi, ecco, rispetto al solito gioco del pallone, alle solite situazioni che quotidianamente sono obbligati a fare perché li fanno i loro amici, compreso il famoso tablet di cui siamo ormai tutti quanti schiavi. Il ballo è uno di questi sport, signori. Certo, infatti un'attività fisica che va bene anche appunto per poter, anche per il risveglio muscolare, cominciare a svegliarsi con la Dance Fever. Ci sono anche, questa è la locandina dei miei corsi Masterclass Dance Fever, gli unici in Italia, non c'è nessuno che insegna questo genere. Questo è l'unico pazzo che ci tiene. E c'è, visto che sono in tantissimi, ma nessuno ha avuto il suo coraggio, capisci? Cioè lui è stato il coraggioso che ha detto: bene, io mi ci butto. E chi vuole imparare anche dal computer, sul sito www.dancefever.it sono disponibili le mie 10 lezioni di ballo online, per cui direttamente da internet potete imparare alcuni balli di gruppo della Dance Fever, per poi venirli a fare dal vivo con noi, e perché no, magari poi in teatro. Anzi, ci sarà un momento al Teatro Pime di Milano durante lo spettacolo dove inviteremo sul palco i partecipanti ai miei stage per fare una rappresentazione sia con i bimbi sia con gli adulti di uno dei pezzi imparati durante questi miei workshop. Stupendo. Quindi vi aspetto questa domenica 12 maggio dalle 4 alle 5:30 alla Suano Dance School, e il 26 maggio. Venite numerosi e sarà sicuramente un pomeriggio elettrizzante. Molto. Ecco. Aspetta che intanto chiediamo, visto che dietro di me tra poco passeranno in onda la Valentina Lucarelli e il Dario Polini, no? Cosa ne pensate di questa cosa? Parliamo spesso del futuro dei nostri figli, dei nostri bambini. Il ballo non l'abbiamo mai preso in considerazione. E invece ci sta. Lo slogan che Tony Manero, alias, ha appena detto, si ballo non sballo, è uno slogan bellissimo, perché comunque ballare è una cosa divertentissima. Io amo in maniera particolare ballare più che fare ginnastica in palestra, che trovo noiosissimo. E anzi adesso mi informo. Ti aspetto i miei corsi. Mi informo. Sai che ce la vedo la Valentina Lucarelli a ballare la febbre del sabato sera. Ma non solo. Grease, Pulp Fiction, non un solo, po' tutto. Pulp Fiction, mamma mia, ragazzi. Quindi mi piace moltissimo questa. Il fiscalista Dario Polini, signori, che sembra che non c'entri niente, ma lui ha le sue passioni, eccetera. Oltre alla birra, vi ho dato un segreto che nessuno conosce, no? No, penso che si stia dando parecchio da fare, è una cosa molto positiva, e penso che sia un'alternativa sicuramente al sistema che si sta generando ultimamente, di persone che sostanzialmente tendono più a vivere una vita virtuale, ne abbiamo parlato tante volte, rispetto a una vita reale. Quindi questo è un modo per vivere la vita. Questo è un'indicazione molto importante che ha dato Dario. Sì. Noi siamo abituati a questo, ai cellulari, al tablet, appunto, a tutto ciò che è virtuale, tutto ciò che è artificiale. Purtroppo ci stanno insegnando questo. Ballare non è altro che un'occasione di socializzare, un'occasione di incontro, è un'occasione per comunque condividere qualcosa insieme, e quindi è fondamentale per uscire dal virtuale e riprenderci in mano reale. E penso che il fatto che sia così presente sul territorio, anche su varie sedi, sia una cosa fondamentale, perché così dà la possibilità un po' a tutti di partecipare ai vari eventi, perché poi quindi diciamo che è un'iniziativa no global, ecco. Esattamente. Ci sta. Ma poi perdonami, visto che il lunedì dell'imprenditore è un'attività imprenditoriale importante, innovativa, un po' pazza sicuramente, perché ripeto, bisogna essere un po' matti per fare le cose più particolari
e che magari hanno più successo, i più grandi ballerini, cantanti, artisti in generale, hanno dentro un po' di pazzia. Beh, Lele Di Nero sta dando il suo esempio, portando avanti qualche cosa di bello, di pulito, di tradizionale. Lo sai come mi definì Maurizio Costanzo all'inizio della mia carriera artistica, quando fui ospite con la mitica Olivia Newton-John, sai che ballai con lei, con quella, la vera proprio Olivia, anni fa. Lui mi definì è un folle allo stato puro, e infatti ho fatto questo sito che è l'unico al mondo che contiene questi videocorsi, ma sta andando molto bene. E poi le persone vengono anche dal vivo, mi sto espandendo appunto in varie scuole, anche a Lecco, saluto anche Elena della scuola di danza Centro Danza e Movimento a Lecco, anche loro porteranno a teatro, hanno già comprato i biglietti, i bimbi di questa scuola di danza sono venuti ben, pensa 23 bambini a fare la mia masterclass, hanno comprato quasi tutti già i biglietto perché li chiamerò sul palco per una rappresentazione di Dance Fever con loro, quindi divertimento sano e naturale. Il mio è un messaggio proprio che vuole arrivare in questa direzione, per cui sono felice di aver trovato un corpo di ballo anche molto collaborativo sotto vari punti di vista, oltre che molto preparato. Ma soprattutto collaborativo, ma soprattutto che ama anche questo genere di musica, nel senso che loro hanno 20 anni, potrebbero ascoltare tutt'altra musica, ma poi quando c'è da ballare, ballano questa. Poi vedrete poi sul palco, ecco, insomma, Lisa, cosa in questo ruolo di Stefani Mangano che ho ideato per te, le date che stiamo già facendo insieme, sono andate benissimo, e More Than a Woman è un pezzo che sento molto e ho una buona sintonia con Lele, quindi molto bello sempre esibirmi nei panni di questo ruolo. Bellissimo. E di cui la Letizia Balbi, informo, è anche, oltre che farà 2 uscite, Grise e Stay Alive in teatro, ha anche imparato il pezzo a 2 della Febbre, questo More Than a Woman, perché è anche cover, nel senso che se facciamoci le cose, la Lisa non può venire qualche volta, ho pronta la seconda ballerina, così come una cover di Olivia Newton-John e come una cover di Jessica Novaro, la protagonista dell'uscita di Stay Alive, che saluto. Con tutte le ballerine riesce a creare un feeling pazzesco. Guai a non averlo, non potrei lavorarci, come effettivamente nel film. Scegliamole, brave, belle e simpatiche, via. Grazie Lele Di Nero, le sue ballerine. Ciao a tutti, grazie a voi. Vi aspettiamo numerosi. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda! Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43! Lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Stiamo presentando una nuova collezione di materassi. Venite a provarli, vi aspettiamo con pagamenti rateali, senza interessi.
con trasporto, montaggio e smaltimento dell'usato gratuito, con detrazioni fiscali e con il bonus mobili, con il recupero del 50% della spesa. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella Briscia e Desenzano del Garda. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Il punto politico di Pierluigi Pellegrin, un bicchierino di grappa davanti al camino. Dalle 19 alle 21 ogni pomeriggio. I genetriaci, mai più senza, e tutto quello che ogni giorno riempie la fucina dei giornali. Pierluigi Pellegrin. Mi avete fatto vivere vibrazioni uterine, vi ringrazio da tutto il cuore e dal profondo. Allora adesso ti faccio arrabbiare. Tu. Questo me lo togliete di mezzo. La rivoluzione è appena iniziata. Buon divertimento su RPL.
alle musiche più discotecare di oggi con When Your Love Will Come, signori. Una voce che, se frequentate le discoteche, sicuramente conoscete, quella di Kimara Woodstone con Wallace o Wallace, adesso glielo chiediamo. Ciao Kimara! Ciao! Aspetta, come si chiama il tuo collega? Wallace, ci sei? Sì, ci sono. Salve a tutti. Ciao, come ti chiamiamo? Wallace, come il famigerato William Wallace. È così facile. No, ma io mi invento poi che magari mi faccio questi problemi. Allora, Kimara and Wallace, già funziona questo pezzo, si lascia ballare come non mai, gira in discoteca e non soltanto. C'ho anche un appuntamento da farvi ricordare il 16-17 maggio a Milano. Che cosa si muove a Milano il 16-17 maggio? Chi risponde? Matteo. Vai Matteo, Wallace. Sì, allora c'è questo evento, il film, su a Milano, dove si esibiscono molti DJ, credo anche emergenti e non solo, dove ognuno di questi presenterà il suo nuovo singolo e quant'altro. Ecco, è il salone della formazione musicale. Signori, 16-17 maggio Milano, 7ª edizione del FIM, Salone Formazione e Innovazione Musicale. Ma parliamo della vostra coppia, Kimara e Wallace. Da quanto tempo lavorate insieme? È il primo singolo che fate o ne avete fatti altri? Allora, scusami, vai Kimara, vai tu. Allora, questo è il primo, è più o meno da un anno che ci conosciamo io e Wallace, Matteo, ecco. E quindi insomma vi siete buttati nell'alveo musicale grandissimo. Chiaro che Wallace, perdonami, non posso giustamente non aggiungere qualcosa su Kimara, perché lei è conosciuta, giri su internet qua e là, bisogna pur dirlo, anche se per me è assolutamente secondario, perché quando uno fa bella musica, uno può essere comunista, fascista, gay, lesbica, magari pure transgender. Ecco, Kimara è transgender, lo diciamo Kimara. Ovvio, fiera di essere una transgender leghista. È leghista, signori, transgender leghista, e gli facciamo l'applauso, nonostante, attenzione, qua in studio c'è Valentina Lucarelli di scenarieconomici.it che sta per svenire, non se l'aspettava. Valentina, metti la cuffia. Ma sì, non sto per svenire, perché in realtà nel gruppo Flettax noi abbiamo già Efebal. Ah già, allora. Però Efebal gli sta un po' antipatica, mi ha detto, perché se la posso dirlo, io non ho vergogna. Ma scherziamo, però insomma, c'è magari competizione fra le due? C'è come tra voi donne, no, scusa, anche tra trans c'è competizione. Perché Kimara? Perché allora lei fa delle cose troppo esagerate in modo volgare, che non rispecchia la vera transessualità o transgender che noi siamo, visto che noi lottiamo per farci valere donne vere, ma lei su questo non lo fa. Beh, c'è da dire che Efebal si dichiara apertamente una prostituta. Sì, ok, però andare in giro nuda. Me la ricordo. Puntini. Anche a Pontida era giù di lì, mi ricordo era salita su un gazebo, sui bagni, sul tetto del bagno di Pontida era salita. Sì. Beh, comunque io sarò controcorrente, ma come la penso io, come fa lì, non mi piace, non è nel mio modo di pensare e di comportarmi. Siamo in democrazia. Siamo in democrazia, Kimara, però ti devo strappare un'altra cosa. Siccome noi di Radio Padania siamo famosi perché abbiamo un pomeriggio gender, il venerdì pomeriggio, in cui parliamo di queste strane teorie che girano da anni, ma soprattutto parliamo di utero in affitto, questa strana moda lanciata dall'America. Ecco, voglio da te
un parere, perché ci sono moltissime gay, lesbiche, trans che sono assolutamente contrari all'utero in affitto, dicendo io bambini non ne posso avere, non li voglio usare, non li voglio avere con queste strane scienze e tecnologie. C'è chi invece il bambino lo vuole, e io, scherzando ma mica poi tanto, ho detto ragazzi, se i bambini li vogliono i gay, li vogliono le lesbiche, e tra pochissimo anche i trans vorranno dei bambini. Io questa cosa l'ho chiesta ad altri trans e hanno detto no grazie, non mi interessa. Voglio sapere anche il tuo parere, Kimara. Ok, io sono odiata dall'LGBT per le mie risposte estremiste. Comunque dico, io sono nata da una mamma e un papà, e quindi un bambino ha diritto di crescere da una famiglia composta da mamma e papà. E non possiamo che non farti l'applauso. Sì. Ci sta. Poi ripeto, va benissimo. Sono contro agli affitti dell'utero. Un bambino deve nascere con due genitori che sia composto da mamma e papà. Non possono, perché se cresce da due genitori omosessuali ci saranno sempre dei problemi, ma non perché gli omosessuali non possono crescere dei bambini, ma è la gente che è ignorante a volte, che non capiscono. E quindi a volte i bambini sono molto cattivi, peggio degli adulti. Avremo modo di parlarne, Kimara, perché comunque insomma sentiamo spesso anche Efe, sentiamo altri personaggi dello spettacolo che si sono dichiarati transessuali. Un'ultima domanda te la fa Valentina Lucarelli. Sì, Kimara, è una domanda un pochino particolare, mi devi scusare. Io leggo che sei una cantante e sei anche transgender, è una tua caratteristica. Sì. Ecco, ti volevo chiedere, magari sbaglio io, cioè sicuramente sbaglio io, ma il fatto di essere transgender non ha per forza di cose cioè attinenza con il mondo della prostituzione? Io no, assolutamente. Ah, ok. No, transgender è quella che fa il percorso solo con gli ormoni, senza essere ritoccata ancora esteticamente dalla chirurgia plastica. Però, questa è essere transgender, ma non è il mio mondo, la prostituzione. Ah, ok, no, perdonami, che purtroppo sai, quando si leggono sui giornali così, sembra associare questa particolarità a questo mondo, però tu mi stai confermando che stai puntualizzando che sono due cose completamente diverse, ok? Io sono cresciuta in una famiglia, sono stata fortunata perché sia come la pensavano i miei genitori, ma io non ho mai avuto poca discriminazione in vita mia, poi economicamente abbiamo un lavoro, per fortuna, quindi non ho bisogno di fare anche l'escort, a parte che non lo farei mai perché non infatti diciamo che fare la escort è una cosa che prescinde dal bisogno economico, nel senso che poi dobbiamo ancora decidere se regolarizzarlo oppure no, ma ne parleremo. Kimara, a proposito di lavoro, giustamente dici un attimo dove è possibile, prima di tutto se si può scaricare legalmente questo pezzo che abbiamo ascoltato, When Your Law Will Come, dagli store digitali, e poi magari dove è possibile trovarti te e Wallace, se fate qualche tournée, qualche giro in discoteca nelle prossime settimane. Guarda, su YouTube non so ancora se si può scaricarli, perché se non sbaglio è stato messo un blocco, però non so. E comunque siamo su tutti i portali musicali, ci possono trovare, lo può anche confermare il mio collega Matteo, si può dire. Sì, su Spotify già c'è, ho già visto, sì. Perfetto, c'è una discoteca dove fate capolino più di frequente ultimamente? Guarda, adesso scusami. Guarda, Matteo lo trovate in Toscana perché lui fa serate spesso. Io sto girando le radio. Allora, il 2 giugno io sono a Bari con Lennox Perrone, che salutiamo. Ciao Lennox. Ok, sarò in una discoteca che adesso non mi viene in mente il nome, che si chiama, comunque farò pubblicità, non mi viene il nome. Cercate Kimara Golinelli è l'anagrafe su Facebook e saltano fuori tutte quante le date. Vuoi darci, Wallace, anche tu qualche data, la discoteca che frequenti?
Allora, sinceramente in questo momento non ne ho, perché il locale sta chiudendo, si sta avviando per la situazione estiva, quindi per ora sono fermo per circa 2 mesetti. Eravamo qui al locale La Bispa Teresa in comune di Bettolle, Siena, e per ora, ecco, ripeto, ora sono fermo per circa 2 mesi, ma tanto continuo a fare produzione, quindi fermo non ci sto uguale. Bene, ecco. Bene, allora ragazzi vi auguro buon lavoro, ma restiamo in contatto e avremo modo di sentirci ancora, vedrete. Posso dire una cosa? Certo. Allora, tra poco uscirà la mia seconda canzone. Eccola lì. Che andrò a registrare. E qui che ti volevo. Posso anche dire che con Matteo spero che entro fine anno riusciamo a fare questa canzone. Attenzione, Matteo ha tanto lavoro da fare. Stiamo parlando di Matteo Wallace, non di Matteo Salvini, immagino. Il grande Salvini, che salutiamo, ovviamente. Insomma, giustamente si proclamano leghisti, almeno Chimara, e quindi non si sa mai, magari c'è un featuring a sorpresa. Grazie ragazzi, aspettiamo novità, buon lavoro! Grazie, a presto. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao. In molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi. Se vuoi aiutare Radio Padania, segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici. IT 89R 08453 01602 000 000 101971 presso la Banca di Credito Cooperativo di Milano SC. Aiuta Radio Padania. Diventa nostro editore. IT 89R 08453 01602 000 000 10 19 71. Si ritorna in onda, poi non dite che ce l'abbiamo con gay, lesbiche e trans, signori. E la Lucarelli diceva, siete in contraddizione, ma non è vero. Ma io dico soltanto che non è giusto che questi si comprino bambini, per il resto possono fare la loro vita e giustamente non li posso intervistare se fanno una canzone. Certo. Dove sta la contraddizione? Tra le varie trasmissioni di Radio Padania. Oh ragazzi, ma non ne faccio mai una giusta. Ma che c'entri? Tu sei coerente nella tua. Vabbè, adesso ti presento invece uno scrittore che potrebbe piacere al nostro fiscalista. Lo risvegliamo dal torpore del jet lag, perché lui arriva dall'America, non lo scrittore ma il fiscalista, e quindi deve ancora capire dove si trova. Piacere, sono Sammy Varin. Infatti sto avviando un nuovo genere di felpa tramite radio. È vero, del college. È vero, molto carina, dimostri 20 anni di meno. Sembri un ragazzino. Fatemi presentare lo scrittore Cristiano Chiesa Bini. Ciao Cristiano. Buonasera a tutti. Ciao, ben trovato. Mi ha colpito sulla sua pagina Facebook questa frase: per cambiare le cose servono nuove forme di espressione. Mi piace tantissimo, soprattutto a me che sono un comunicatore da sempre, cerco di attirare l'attenzione, io faccio radio, attraverso i modi più particolari di trasmissione. È vero, per cambiare le cose servono nuove forme di espressione. C'è il tuo romanzo intitolato L'azienda è fiscalista, che parla del 2055, quando c'è un cervello organizzativo che organizza tutto del nostro pianeta, che si chiama appunto l'azienda, e che chissà che combina. Ma lasciamo parlare il nostro scrittore, visto che abbiamo qua di fianco il Dario Polini che fa il fiscalista. La prima domanda è: ma nel 2055 ci saranno ancora i fiscalisti, tanto per sapere, no? Cosa aspetta. Cristiano Chiesa Bini, a te. Diciamo che in realtà parto da individuare la mia visione delle situazioni attuali del mondo a partire dal 1989 e vado avanti tramite la storia della famiglia della protagonista, e poi mi porto nel futuro l'azienda, perché l'azienda non è altro che l'organizzazione di un meccanismo che riconosco già in moto, e qui può entrare anche
il nostro fiscalista sul tema prima dell'analisi dei bisogni del cliente, tra virgolette, quindi trovare quali sono le cose da poter offrire, quindi generare un'offerta, però quell'offerta quasi in un circolo vizioso va a influenzare il bisogno tramite meccanismi di induzione pubblicitaria e altro. Quindi questo meccanismo, diciamo, che riconosciamo tutti in moto, poi va a organizzarsi in questa organizzazione internazionale che definisco l'azienda, che va a produrre un cliente assoluto, cioè un essere umano che è un po' omologato, e senza svelarvi com'è il finale del libro, ma in realtà diciamo suggerisco al lettore e a tutti una riflessione sul mondo attuale e un possibile risvolto a futuro che possa diciamo dare maggiore libertà alla coscienza dell'essere umano. Poi per rispondere un attimo anche ai nuovi meccanismi di espressione, nel mio libro, alla fine del racconto, io immagino che la protagonista del futuro mi telefoni in una telefonata un po' particolare, e questa telefonata è possibile ascoltarla da parte del lettore tramite un QR code, quindi impugnando il proprio smartphone, inquadrando la pagina del libro, e possono ascoltare l'MP3 con la voce della protagonista che mi interroga sui temi del libro. Però interessante, particolare. Se avete domande da porre al nostro scrittore, Lucarelli. Se ho ben capito, scusami, la domanda che ti viene fatta è la domanda di una che vive attualmente il contrario. Diciamo quello che ho detto, l'MP3 finale è è un'intervista dal futuro, dalla protagonista che vive nel 2055 e che interroga lo scrittore che ha appena chiuso il suo PC portatile e aveva appena finito di scrivere il romanzo. Quindi, e con quell'intervista chiarisco alcuni temi del libro e chiedo maggiore. Quindi domanda e risposta sono contestualizzati nel 2050 quando tu scrivi, no? Quando tu ambienti il libro. No, sono contestualizzati nel mondo attuale, però siccome è un meccanismo così, diciamo, inventato, cioè nel senso che il protagonista dal futuro mi interroga su quelli che sono gli sviluppi che ho immaginato da qui al futuro. Ok, infatti mi ricorda, con dinamiche differenti ovviamente, la profezia di Celestino. Chiaramente la dinamica del libro è assolutamente diversa, tu hai trovato un altro tipo di escamotage letterario, però per quanto mi sembra di aver compreso, le tematiche si toccano. Ma le tematiche che io sviluppo sono semplicemente quei meccanismi che alcune persone magari già riconoscono nel mondo attuale, nella società attuale, ma che magari non sono espresse così in maniera chiara come mi immagino nel libro, sviluppandole nel tempo. Certo. No, una cosa che voglio domandarti, l'azienda a me ha subito fatto venire in mente un qualcosa del tipo, forse se andiamo avanti così, non so adesso se nel 2050, ma non sicuramente aspettando troppi decenni, forse saranno proprio le aziende, quelle multinazionali, che avranno in mano tutto il potere e detteranno, diciamo, forse che io mi immagino anche mi immagino uno sviluppo che va oltre le multinazionali, ossia le multinazionali diventano come un dente dell'ingranaggio. L'ingranaggio è un qualcosa a cui non si può più scappare, perché praticamente è anche le multinazionali stesse diventano una tappa di passaggio verso questo futuro che sembra praticamente ineluttabile. Poi appunto tramite il finale io do uno sviluppo alla storia tramite la protagonista, cioè in sé proietti, e mi immagino come si possa uscire da questo futuro che sembra ormai che ci sta prendendo talmente tanto che non sembra ineluttabile, non si immagina un qualcosa che possa rivoluzionare totalmente la nostra vita.
Ma quindi diciamo che nel libro tu prevedi una situazione, ma questa situazione quindi diciamo non è accettata come ormai come un destino, ma in realtà il libro vuole, diciamo, essere un monito. Essere un monito. Sì, un monito sul presente e lasciare aperto un'immagine a futuro che comunque diciamo ci può essere un risveglio dell'umanità che possa dare uno sviluppo diverso, non basato semplicemente sull'aspetto finanziario, ma questo è solo uno degli aspetti dell'essere umano, quindi non racchiuso in questo mondo che sembra basarsi e svilupparsi solamente sulle scelte basate sulla finanza. E secondo te, noi diciamo persone comuni che comunque già oggi facciamo parte del sistema, cos'è che possiamo fare per emergere da questa situazione? E siccome proprio per questo, io ho scritto il libro proprio per questo motivo, nel senso che io stesso non mi immagino un qualcosa che possa rivoluzionare i modelli che adesso ci vengono proposti. Di conseguenza dice come uscire da questo meccanismo? Allora non si può fare niente, allora dobbiamo vivere un eterno presente che si sviluppa nel futuro come un copia e incolla delle situazioni attuali. Dico sì, ok, allora cerchiamo di immaginarsi che questo meccanismo sia puri eticamente, quindi vada al di là di tutte quelle cose che vengono comunemente diciamo adombrate come l'aspetto negativo, che ne so, la violenza o tutti i conflitti. Creo questo meccanismo che è puri da queste cose e lasciando che si sviluppi nel futuro, dico però anche in questo modo di svilupparlo in senso eticamente più pulito comunque c'è qualcosa che non va, allora trovare il modo per dare aria, dare immagini, dare futuro a questo aspetto un po' chiuso dei nostri giorni in cui la vita si vive come un qualcosa che ormai è delineata, ormai si sa quello che c'è intorno e quello che possiamo aspettarci. Dico come cambiare immaginandosi che comunque il sistema si cambia da solo, tra virgolette, migliorandosi, però poi dà la possibilità di aprirsi ad altre soluzioni che mi immagino con la fine del libro. Signori, come vedete, tutto da scoprire questo libro, da comprare direi. Posso aggiungere una cosa? Certo. Posso aggiungere due cose. Certo. Una cosa che purtroppo per quanto riguarda la distribuzione c'è sempre difficoltà, quindi il mio libro è diciamo facilmente acquistabile anche mandando un'email direttamente alla casa editrice all'info@multimedia.org, anche se in tutte le librerie potrebbero farlo in ordinazione. E poi c'è anche la versione in audiolibro letto da un brevissimo attore, si chiama Gianluca Vannucci, e quindi questo audiolibro può essere comprato nelle piattaforme comuni di Google, quindi Audible per l'Android e iTunes per l'iPhone. E in più, visto che stiamo su Radio Padania, voglio suggerire anche agli ascoltatori di Torino di partecipare alla presentazione che farò il 24 maggio a Torino alla libreria Binaria in via Sestri 34. Signori, alle 18:30. Hai detto tutto tu, meglio di così. Cristiano Chiesa Bini, grazie Cristiano, buon lavoro. Grazie. Grazie a te. Buongiorno. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Ciao a tutti, sono Gabriella Monti in diretta da Radio Padania Libera con la trasmissione Mi ritorni in mente. Ci siete? Stupidella, non capisci, lui ti vuole ancora bene. Tesoro, ballando mai baciata, senti stordita, preoccupata. Ogni martedì dalle ore 15 con Gabriella Monti. Bacini, bacetti e baciotti. Volo basta perché sono una donna di 70 anni che ieri, abitando a Cornigliano,
alle spalle di Cornigliano in collina, sono scesa giù, ho trovato che di italiani non ce ne sono più. Fra call center, negozi di frutta e verdura, la nostra piccola imprenditoria, i locali, i negozietti belli che c'erano, non ci sono più, ci sono solo cineserie, parrucchiere cinesi, frutta e verdura bengalese e vabbè. Volevo dire, io sono una donna che vive con 23 euro al giorno. Le sembra normale che io mi devo pagare il bus, l'affitto, la luce, il gas con 23 euro al giorno e nessuno pensi a noi? E questi 35 euro sembra che muoiano di fame. Vogliamo un po' basso, pensiamo anche a queste persone come me che hanno lavorato una vita, per cortesia, e quei giornalisti che sono seduti tutto il giorno col culo nei talk show, si vergognino a parlare così, vadano nelle periferie a vedere come viviamo, come vive la gente. Tutti questi preti che accolgono, passano giù a squadre questi neri, a squadre giocando, scherzando, col telefonino, e io mi rodo non perché sono razzista, perché vedo delle cose vergognose nei confronti degli italiani. Potere al popolo. Ogni lunedì diventa il lunedì dell'imprenditore. Parliamo di imprenditori in tutti i campi. Abbiamo avuto ospiti prima i ballerini, le ballerine di Lele di Nero, poi uno scrittore,
Mia vita, lo sapete, Sammy Varin trasmette soltanto musica indipendente, ma abbiamo fatto uno strappo alla regola per oggi. Perché? Perché questa è la canzone preferita del nostro prossimo ospite. Salutiamo Stefano Pietta. Ciao Stefano! Buongiorno a tutti voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Padania Libera. Vedete subito che questo si atteggia a DJ e in effetti Stefano Pietta è un collega. Pensate che si è aperto una web radio e questa web radio si chiama Ste Radio DJ, c'è il sito www.steradiodj per sensibilizzare le persone riguardo, dice lui, così scrive, quella bellissima parte del mondo che è la disabilità. Disabile è anche lui, perché Stefano è affetto da tetraparesi spastica dalla nascita, ma è uno di quelli, e ne conosciamo parecchi e li salutiamo perché ci sentono, è uno di quelli che ha fatto della sua disabilità un qualcosa di positivo, addirittura nel suo caso un mezzo per comunicare. Per cui Stefano, io ti lascio raccontare il perché hai deciso di aprire questa radio su internet. Facilissimo ascoltarla, c'è il sito www.steradiodj e in questa radio dai tantissimo spazio a storie simili alla tua, ma soprattutto a tante associazioni che si occupano di disabilità. E per me hai fatto una figata incredibile, perché sulle altre grosse e grasse radio, le salutiamo, RTL, Radio DJ, Radio Dimensione Suono, la berlusconiana R101, di queste associazioni che si occupano di disabilità non ce n'è manco l'ombra, a meno che non siano associazioni collegate, come fosse i cantanti della musica indipendente, collegate in qualche modo con questa radio. E lasciami star zitto, perché sennò mi inizio come al solito a fare il cattivo. Stefano, come mai la scelta di fondare questa radio? Nel 2013, quindi più di 6 anni fa ormai, ho aperto Steradiodj, questo mio canale radiofonico web che conduco e gestisco completamente da solo, andando in onda tutti i giorni dalle 10:30 alle 23. Ho scelto di aprire Steradiodj proprio per far conoscere a tutti i radioascoltatori, ma anche a chi mi segue sulle mie pagine social di Steradiodj, il mondo della disabilità. Lo faccio conoscere consigliando siti che si occupano di disabilità e dando spunti di notizia, appunto, che si occupano in primis di disabilità. Poi naturalmente do spazio anche ad altre notizie, però cerco di dare maggiore spazio alla disabilità. E questa è una figata, ripeto, perché sei assolutamente unico in questo panorama. In una radio che mandi avanti tu da solo, e anche lì, insomma, non è così facile avere in mano una radio e devi far girare la musica, le interviste, ma tu poi non è che ti chiudi dentro in casa come potrebbe fare un povero disabile, cosa faccio, non posso uscire. No! Questo va in giro a fare le interviste, ragazzi. Ti ho visto intervistare persone molto importanti, ho visto un'intervista con Alex Zanardi, cioè robe che uno dice, cavolo, meno male che è disabile, se non fosse disabile che fa? Si fa sparare sulla luna, cioè stai dando un buon esempio gigantesco per coloro che hanno una qualche disabilità e che giustamente sono magari demoralizzati, demotivati, dice cosa faccio, ma no, sto lì a uscire poi, eccetera. Cioè il tuo è un esempio importante, ti rendi conto? Sì, io spero che io possa, per la verità io non voglio essere un esempio per nessuno, voglio dare solo spunto a qualcuno per migliorare il più possibile la propria vita. Io non voglio essere, per carità, di esempio per nessuno, però il mio spunto penso e spero che possa servire a tanta gente.
Ciao, volevo chiederti, ma attraverso questo tuo canale, chiaramente si riesce anche a mettersi in contatto con te, a socializzare, a scambiarsi delle domande, dei punti di vista, dei suggerimenti, è così? Sì, infatti la radio è stata aperta sì per sensibilizzare, ma soprattutto con l'idea di farmi nuovi contatti e nuove amicizie. Quindi chiedo proprio nel corso delle mie trasmissioni di poter essere contattato attraverso i contatti che trovate sul sito stereodj.it, ma anche nell'app, perché ricordo che StereoDJ ha anche un'app per smartphone Apple e Android, e anche all'interno dell'app trovate i contatti. Quindi contattatemi numerosi, perché si possono scambiare idee, curiosità, consigli e anche, chi lo sa, magari far partire una nuova amicizia. Esatto, scambiarsi anche appunto le esperienze, farsi venire delle idee, insomma un punto di incontro importante. Sì, anche un modo per dar voce a diciamo tutto il mondo dei disabili, che spesso non sono molto ascoltati, come giustamente diceva Sammy, da quelle che sono i canali nazionali. Abbiamo aperto le linee. Chi ci sta seguendo in diretta, chiamilo 0266 203529, e nel lunedì dell'imprenditore oggi abbiamo in linea un imprenditore tra virgolette eccezionale, una persona che ha deciso di fondare una radio parlando esclusivamente di disabilità, di persone che magari noi che non abbiamo i problemi dei disabili a volte consideriamo sfortunati, perché una persona è non vedente, perché una persona è in carrozzella. Da una parte sfortuna, ma dall'altra è una grandissima fortuna, perché diventi come un superuomo con dei poteri eccezionali. Chi perde la vista acquista altre doti, e ne conosciamo. Salutiamo il nostro Matteo Tiraboschi, artista non vedente che canta sui palchi davanti a 100.000 persone, ed è più figo di me a girare Milano, non so con quali coraggio, ma ce la fa tranquillamente, e come te ci sono tante altre persone che nel loro piccolo hanno un coraggio da leoni, ma fino adesso non avevano spazio per dimostrare che non bisogna mai arrendersi. Secondo me, attraverso la tua radio, la radio che Stefano Pietta ha fondato, che si chiama SteRadioDJ, tutto attaccato, il sito è www.steradiodj.it, possono avere un collegamento importante con altre persone, facendo squadra, e facendo squadra ci si diverte, ragazzi, e si assume un po' più di forza, un po' più di fiducia in se stesso. Sentiamo le vostre telefonate allo 0266203529. Pronto? Pronto? Ciao. Ciao Sam. Volevo fare complimenti a questo ragazzo per l'iniziativa che sta prendendo, perché purtroppo il governo aveva iniziato bene, soprattutto Di Maio, dicendo che si aiutavano i disabili aumentando le pensioni, poi anche le pensioni minime, e alla fine dei conti c'è gente che prende la disabilità da 280 euro e non riesce neanche ad avere, aiutando magari anche il disabile in casa, non riesce ad avere neanche il reddito di cittadinanza, oltre al caregiver che è bloccato e tante altre cose che erano partite tutte con la buona volontà, e invece adesso si stanno arenando. Purtroppo la storia del disabile è una cosa pesante, e anche per il bollo della macchina eccetera eccetera uno deve essere praticamente disperato e non riuscire neanche ad andare in macchina per il bollo, perché anche se uno ha il 100%, se non ha il 104%, non gli consentono di non pagarlo il bollo. Grazie. Grazie a te. Grazie. Vuoi rispondere, Stefano Pietta, a questo ascoltatore? Mi è arrivata per la verità poco l'audio della telefonata, ho sentito i complimenti, non c'è bisogno di fare i complimenti, perché ho tentato davvero sempre pretendere di aprire questo mio canale radiofonico. Ho sentito poi che l'ascoltatore parlava di volo automobilistico, vi posso consigliare un bel
sito che si occupa di norme proprio riguardanti le disabilità, dove può trovare informazioni di questo genere. Si chiama Handilex, leggi dell'handicap, quindi handilex.org, e lì può trovare tutte le norme che magari gli possono servire. Ancora telefonate, chi vuole parlare in diretta su RPL lo può fare chiamando 0266203529. Intanto arrivano anche tanti messaggi, siamo in radiovisione sulla pagina Facebook, il canale YouTube di Radio Padania e su quella di Sammy Varin. Il nostro motto è Mai Mulà, scrive Giansanto Sudanti. E poi ancora Sammy, perdonami, ho sentito che si chiama Stefano, ma se dopo puoi ripetere il suo nome, il suo canale radio, lo seguirò. Stefano Pietta si chiama così, e la sua radio, sono anche un po' invidioso perché anch'io avevo una radio, ma erano fine anni 70, si chiamava Radio Music 2000 e avevo 11 anni, me l'ero autocostruita, ma non c'era ancora internet, adesso è un po' più facile. La sua radio si chiama Ste Radio DJ, come fosse Radio DJ, ma davanti c'è Ste Radio DJ, che immagino, Stefano, Ste sta per Stefano o sta per stereo? Perché può stare anche per stereo, Nella mia idea sta ovviamente per Stefano, però giustamente tu mi consiglieresti che sta anche per stereo, quindi nella mia idea comunque sta per Stefano, ecco. Minimo, poi ai tempi c'era anche la stereofonia dolbizzata, quando volevamo fare i fighi, molto bene, siete su Radio Music 2000 in stereofonia dolbizzata, perché usavamo il sistema Dolby, vecchio sistema per togliere il fruscio nei registratori. Luciano Caputo: sono un disabile relazionale sensoriale, ma cerco di vivere una vita normale come altri. Anch'io sono disabile, c'è chi a volte li abbandona al proprio destino. Stanno scrivendo un fracco, tanto di cappello, scrive qualcun altro. E si parla anche oggi del mondo della disabilità, ed è anche per questo che ci si deve abbonare a RPL. Grazie Joseph, ma sentiamo ancora voci da casa. Pronto? Ciao Sammy. Ciao. Sai che io sono una che vede lontano e vede male. Sarò una strega, sentimi bene. Visto che tu stai facendo questa musica indipendente di questi ragazzi che cantano, che non sono grandi cantanti, siccome in questo momento ce l'hanno morte con la Lega, ma morto, ho visto adesso con Salvini, non è che si attaccheranno adesso a Radio Padania per farla chiudere? Che fai cantare queste persone, ma facciamo le corna, perché ci stanno provando praticamente ogni 6 mesi a dire che Radio Padania chiude. È il problema di avere una radio vicina a Matteo Salvini. Ma torniamo invece su Stefano Pietta e la sua Ste Radio DJ. Parlando di disabilità, Stefano, qual è stato il personaggio che ti è piaciuto di più intervistare in questi mesi, negli ultimi mesi? Quella persona che ti è rimasta più impressa? Guarda, parlando di disabilità, sicuramente l'ultima intervista che poi hai citato anche all'inizio di collegamento, sicuramente quella a Alex Zanardi, intervista che ho fatto proprio recentemente, perché l'ho fatta 2 weekend fa, quindi è proprio la più recente. Quindi in tema di disabilità sicuramente lui. Poi ci sono stati tanti altri vari artisti della musica italiana che ho potuto incontrare e intervistare, farmi fare dei jingle per Scena di DJ. Sicuramente Ligabue, perché è il mio idolo musicale per eccellenza, Giovanotti, De Gregori, ma anche altri artisti italiani. In tema di disabilità sicuramente Zanardi è stato top. Cazzolina, cioè ha intervistato più cantanti di me, ma è pazzesca sta cosa, sono molto invidioso. C'è anche Luciano Carioni che dice complimenti al disabile. Anche Luciano è disabile, ma è forse più pazzo di te. Lui è anche radioamatore, è uno di quelli che poi viene a tutti gli eventi, ragazzi, anche con il fango, con la pioggia, non manca mai. Parliamo un attimo di governo, perché giustamente Stefano, noi non parliamo di politica con i nostri ospiti, però abbiamo un ministro della famiglia e della disabilità che si chiama Fontana. Che cosa secondo te c'è da chiedere a questo ministro? Dove secondo te sta lavorando bene
e dove invece bisogna fare meglio. Che cosa proporresti se ci fosse in questo momento al telefono il ministro della disabilità Fontana? Che cosa gli proporresti di fare? Ma io più che dal punto di vista politico, più che dal punto di vista del ministro e dei governi, credo che ci sia tanto da fare ancora per quello che concerne la disabilità, e credo che bisognerà proprio partire anche addirittura dalle scuole per cambiare un po' per quanto si può la mentalità della gente verso la disabilità. Questo è una cosa che mi sento di dire più personalmente, magari anche tralasciando un po' il governo, tralasciando il ministro. Bravo, e non posso che essere d'accordo, e perdonatemi, come al solito io faccio polemica, però sono fatto così, la mia trasmissione è una trasmissione di polemiche. Mi viene in mente Vladimir Luxuria, famosissima e simpaticissima, culturatissima, transessuale, che un po' di mesi fa era entrata nelle scuole e aveva fatto lezione a dei bambini, e ha fatto tanta polemica perché lei è transessuale. Ecco, io mi ricordo, dopo qualche giorno di questa ospitata che ha fatto tanta polemica, ho detto questa frase: mi piacerebbe che a quella trasmissione fosse invitato anche qualche portatore di handicap, qualche persona che abbia purtroppo delle menomazioni, e facendo vedere ai bambini che non c'è niente di strano, che non bisogna avere paura, ragazzi, ma lo dico seriamente, i bambini piccoli, quelli piccoli, a volte non accettano questa cosa, si impauriscono, come se arrivaste da chissà quale pianeta, ragazzi. Ma basta parlarci insieme, parlare insieme al disabile per 10 secondi e tutto cambia. Cioè, bisogna metterli a contatto con noi. Va bene, anche i gay, le lesbiche, i transessuali, d'accordo, però forse magari pensiamo a chi, e forse sono un po' di più dei gay, delle lesbiche, dei transessuali, è portatore di handicap, è diversamente abile, o ha delle menomazioni, ragazzi. Cioè, la menomazione più stupida, ma che fa paura, ti manca una mano. A un bambino delle elementari fa paura. Non deve fare paura, ragazzi, perché si vive benissimo, ugualmente ci si diverte come pazzi. Io sono un po' ciccione, sono pelato, ma insomma riesco ugualmente a ridere, a scherzare con tutti quanti. C'era Lucarelli che vuole dire qualcosa. Stefano, tu hai fatto notare una cosa importante, che è la società che deve capire la questione della disabilità, e la devi capire appunto partendo da un presupposto che le persone non sono degli oggetti, quindi nessuno deve essere considerato un oggetto può essere perfetto, no? Un essere umano di per sé è imperfetto per definizione, e quindi è importantissimo che tu nella tua trasmissione ne parli. È importantissimo che qui in radio ne parliamo. Io personalmente ho una grandissima facilità di comunicazione con le persone disabili, però mi rendo conto che ci sono delle persone che, perché non educate bene, hanno una visione distorta della questione. Ci vorrebbero tanti altri film come quello di Forrest Gump, tante altre iniziative pubbliche che consentano alle persone, ai ragazzini, alle persone adulte di avvicinarsi in modo del tutto naturale a ciò che fa parte della natura. Posso permettermi di aggiungere una cosa? Sì, certo. Io credo che il problema non sia solo però della società, ma qualche volta sia anche della persona con disabilità stessa. Tu dici? Perché io mi rendo conto che tante volte mi dico non ti approccio alla persona con disabilità, ma secondo me tanta gente non si approccia perché io, persona con disabilità, non do modo alla persona di approcciarsi. Hai perfettamente ragione in questa tua osservazione, perché
facciamo l'esempio di Stephen Hawking, che è stato disabile per una malattia che l'ha colpito, ma è stato uno dei più grandi geni della storia dell'umanità. Lui approcciava il prossimo, con naturalezza, quindi la tua osservazione è molto pertinente. Chi è disabile deve approcciare gli altri dimenticandosi della sua disabilità e tutto diventa più naturale. E hai fatto un'ottima osservazione. Ragazzi, secondo me è giusto pretendere qualcosa di più dalla società, ma anche noi dobbiamo essere primi ad andare verso la società, ad andare verso i, tra virgolette, normodotati. Hai perfettamente ragione, hai completato il nostro discorso, veramente. Ragazzi, decidete voi. È chiaro che io faccio il tifo per RPL dove lavoro, però sinceramente fossi in voi, so che avete però dai, qualche radioascoltatore puoi anche concedermi. Ma no, non qualche, tutti ragazzi, tutti quanti fate un giro, visto che avete il computer sotto mano, ci state ascoltando in tutta Italia sul canale 740 del vostro televisore, sulla radio DAB, su internet eccetera, accendete il computer e andate sul sito internet di questa web radio gestita, inventata da Stefano Pietta, www.ste come Stefano steradiodj.it, e sentite un po' che roba trasmette. Magari trasmette anche bella musica, io non lo so, perché effettivamente mi occupo di musica indipendente, trasmetto tanti artisti indipendenti, ma secondo me c'ha dei buoni gusti musicali. Ma la cosa importante è certamente condividere questo mondo, il mondo della disabilità, ancora molto sconosciuto, perché è evitato da chi non è disabile, e a volte anche, e questa è la cosa più grave, anche da chi è disabile, perché si è arreso, perché non vede un futuro. E invece ragazzi il futuro c'è, come, e io veramente faccio il tifo per gli amici disabili che sono passati, sono venuti anche in studio. E Stefano, se un giorno scappi di casa con qualcuno, passa qua negli studi di Radio Padania, perché sei il benvenuto, ci vengono a trovare, vengono alle nostre feste, alle nostre manifestazioni, si fa squadra, ci si diverte. E la politica va assolutamente in secondo, in terzo, in ultimo piano, ragazzi, perché quando c'è la compagnia è la cosa più bella, che va al di là di ogni altra cosa. Fate un giro sul sito della radio di Stefano Pietta, oppure cercate Stefano Pietta su Facebook, tra i miei amici. È uno in gamba, è uno che ci sa fare, e poi, porco cane, ragazzi, fa il DJ meglio di me. E devo dire che questa è una cosa che ci dà forza. Stefano, ancora 30 secondi, vuoi aggiungere qualche cosa? Io volevo innanzitutto ringraziare voi dell'ospitalità, dell'invito, e poi volevo aggiungere ancora, se mi ascoltate, mi raccomando i contatti, perché uno degli obiettivi è quello di farmi i contatti con le mie amicizie, quindi mi raccomando, fatemi sentire. Un'ultima cosa a tutti i radioascoltatori di Radio Padania Libera, volevo dire, qualunque difficoltà abbiate, non mollate mai, e per superarle mettetevi sempre in gioco. Grazie Stefano, un abbraccio, buon lavoro, buona radio. Ti ascoltiamo. Grazie mille a voi. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. È bravo Ruspa. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it
il cuore. Lui si chiama Vincenzo Greco, sarà ospite qui nei nostri studi martedì 14 maggio, ma soprattutto è uscito il suo primo CD prodotto da Beppe Carletti, dei Nomadi. E qui riapriamo le linee allo 0266203529 nel lunedì dell'imprenditore. Lo sapete, ci sono i nostri due ospiti ormai storici che ci vengono a trovare ogni lunedì, da una parte il fiscalista Dario Polini e dall'altra Valentina Lucarelli. Entrambi scrivono su scenarieconomici.it, entrambi tirano da una parte e dall'altra. La Valentina più magari sull'alimentazione e sulla terribile condizione dell'Italia nel mondo, nel senso che ci sputtanano in ogni modo, inventandosi prodotti che assomigliano ai nostri ma che invece fanno cagare, mentre il Dario Polini è uno di quelli che tifa flat tax, ma attenzione a tifare flat tax perché poi ti indagano, Dario Polini. E sicuramente, se controlliamo, ti sei comprato in America nel tuo ultimo viaggio qualche cosetta, mutande verdi magari? A dire la verità, ti ho portato un regalo. Ma anche dai, a Valentina. Ma dai, che gentile! Sono stato a Google. Guardate, e vi ho portato gli occhialini. Gli occhiali di Google, ma che bello, grazie. E sono anche molto filo gender perché sono verdi, ma che simpatico. Credo proprio che la scelta non sia caduta a caso nei tuoi confronti. Ma grazie, che sorpresa. Che sai anche voi di Valentina. Noi siamo gemellini, allora abbiamo blu, tutte e due. Ok, perfetto, socio come Blues Brothers. E io invece quelli verdi, però della Google, vuoi mettere? Non ho mai avuto occhiali così informali, li posso mettere proprio, non mi succede niente, non è che mi trasformo in un robottino. No. Allora, chi vuole iniziare di voi due? Io dai, posso dire due cose degli Stati Uniti che riguardano anche l'Italia, un po' un confronto di quello che ho visto là e che si può riferire anche qui. Diciamo che posso dire una cosa un po' più positiva e una cosa più negativa, e magari parto da quella positiva per gli Stati Uniti. Allora, io ho avuto modo di visitare diverse aziende, diverse realtà imprenditoriali della Silicon Valley, che è la zona, per intenderci, in California, sotto San Francisco, quindi Palo Alto, quella zona lì, dove c'è la Apple, per esempio, nella zona quella di Cupertino. E la prima cosa che mi ha stupito è innanzitutto che ci sono nel raggio di 20-30 chilometri diverse aziende importantissime che in questo momento sono al primo posto nel panorama mondiale, e sono stato proprio anche a vedere come lavorano. Vabbè, quello che ho potuto fare, perché ovviamente non è che ho potuto entrare proprio nello specifico, però per esempio a Google sono proprio entrato anche negli spazi lavorativi, e la cosa che mi ha lasciato più in risalto è la mentalità della gente che c'è lì. Qui da noi c'è un modo ultimamente molto di vedere le cose un po' negativo. Ma va? Secondo me la mentalità delle persone è molto diversa lì, e c'è molto più spirito di iniziativa e di ho trovato le persone più intraprendenti, ecco, e non che magari lavorano per arrivare a fine mese per avere lo stipendio. Lì hanno proprio una mentalità diversa, nel senso che hanno degli obiettivi che portano avanti. Questa cosa non perché voglio colpevolizzare l'Italia e gli italiani, ma perché secondo me bisogna cambiare un po', fare uno sforzo anche per cambiare un po' la mentalità anche qui, e sicuramente bisogna farlo a livello politico, perché a livello sociale certo c'è la possibilità di farlo, però l'imprinting lo deve dare secondo me la politica, e prima di tutto, come stiamo facendo noi con il progetto, per esempio, mi attacco al discorso riduzione cuneo fiscale, flat tax, il fatto di riuscire a dare comunque alla classe media, alle persone che lavorano, una vita un po' più dignitosa, portare avanti i loro sogni, i loro progetti. Ma se tu lavori solamente per arrivare a fine mese e forse non ce la fai neanche a quello, è un po' dura comunque farsi una famiglia, comprare casa o magari lasciare lì il lavoro da dipendente, aprirsi un'azienda, avviare nuove attività imprenditoriali. Ecco, una cosa che ho notato lì, che c'è proprio un'esplosione in questo senso. Quindi, tralasciando le aziende principali dove sono stato, Microsoft, Google, Apple, che sono comunque tutte nel raggio di pochi chilometri, c'è proprio una zona che è molto in crescita.
e questo un po' dispiace, perché storicamente eravamo noi, l'Europa, l'Italia, la zona dove c'erano le nuove idee, gli intellettuali, le nuove forme di pensiero. Invece mi è sembrato che lì ci sia proprio una marcia in più in generale, e questo un po' dispiace, ecco. Cavolo, siamo un fiume in secca, insomma. Sì, bisogna ripartire in un qualche modo e soprattutto trovare il modo di superare questa fase di stasi che abbiamo ormai da troppi anni, dove l'economia un trimestre scende dello 0,1, il trimestre dopo sale dello 0,1, ma la realtà è che siamo fermi. Invece lì c'è veramente uno spirito. Parlavo con alcuni ragazzi lì, mi dicevano qui è anche più facile partire con un'attività e ci sono anche molte meno difficoltà, che magari invece, quello che dico sempre, la burocrazia e tutte le varie regole che abbiamo noi ti frenano subito in partenza su tante iniziative. È vero, è stata fatta l'iniziativa sulla mini flat tax con il 5% per i primi 5 anni, le nuove iniziative, però ci sono tante cose, la burocrazia per aprire, per esempio nei comuni, che io come commercialista la vedo spesso e volentieri, le contribuzioni previdenziali obbligatorie, ci sono tante cose che veramente sono delle grosse difficoltà, quindi sì, quello è un passo, però non è... Hai notato qualcosa rispetto alla possibilità di accedere al credito in maniera più agevolata per i giovani rispetto all'Italia? Allora, personalmente non sono andato a parlare con delle banche, però lì mi hanno detto che c'è un sistema diverso dove se tu hai una bella iniziativa ci sono delle forme di finanziamento diverso, come per esempio il crowdfunding, che ci sono tanti piccoli investitori che magari sostengono un'azienda piccola, e c'è anche una mentalità diversa per quel che riguarda la possibilità comunque di acquisire dei soci per avviare o comunque espandere le attività economiche. Io stesso qui mi trovo ogni tanto a farlo per dei clienti e effettivamente è difficilissimo trovare dei soci che vogliono investire nella tua azienda, un po' perché gli istituti di credito non erogano molti finanziamenti, un po' perché c'è proprio anche un generale situazione pessimistica nei confronti delle iniziative imprenditoriali in Italia, sia dall'Italia sia dall'estero, perché poi una delle loro fortune è che hanno anche tanta gente che comunque dall'estero va a investire, quindi anche lì rifaccio ancora, è importante favorire gli investimenti, sempre comunque facendo gli investimenti sul costo del lavoro e anche sul discorso magari della flat tax rivolta anche alle imprese, che sicuramente è una delle ipotesi, però è quella che abbiamo sul piatto più concreto in questo momento. Ecco. Cosa negativa invece sugli Stati Uniti, welfare. Io adesso non sono a conoscenza della situazione nello specifico, però girando un po' per le varie città, soprattutto Los Angeles, ho visto che noi in Italia, nonostante ce ne diciamo, abbiamo comunque un welfare, un'assistenza sociale molto importante, cosa che lì evidentemente c'è o non c'è, o c'è solo in parte, perché comunque si vede da un lato la gente che sta bene e dall'altro si vede anche tanta gente in condizioni di povertà estrema, e veramente ce ne sono tanti, quindi penso che dal punto di vista del welfare forse noi in Italia, in Europa, forse siamo molto più avanti da questo punto di vista. Lì invece l'idea che mi sono fatto, certo sono venuto a conoscenza di alcune iniziative private per raccolta fondi, per esempio per i senza tetto, così, però in generale mi è parso su alcune situazioni, parlando soprattutto neanche di immigrati, ma di cittadini comunque loro, di situazioni veramente di estrema povertà, che basta che ti fai un giro e li vedi comunque. Hai tirato fuori tante di quelle cose che ci sarebbe da parlarne per un'altra puntata, Sammy. È verissimo, non so neanche da dove cominciare. Comunque mi piacerebbe che tu spiegassi meglio cos'è agli ascoltatori cos'è il crowdfunding. Praticamente si tratta di alcuni sistemi dove tu apri un'azienda. Letteralmente cosa vuol dire? Letteralmente non lo so, però allora spiego un attimo che cos'è, perché è una parola specifica, secondo me non ha una traduzione in particolare. È praticamente il fatto di aprire comunque una piccola azienda e cercare tanti finanziatori che investono su questa piccola azienda, cosa che in Italia generalmente non ci stanno provando a farlo, però non è facile. Quindi vuol dire che io ho una bella iniziativa imprenditoriale e ognuno nel suo piccolo mi dà una mano, magari
con qualche centinaia di euro, magari con qualche migliaia di euro, quindi creare comunque una sorta di mini azionariato diffuso, una sorta di possedimento che comunque facilita molto lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, soprattutto per la raccolta fondi. Pensiamo anche a situazioni che adesso sono anche... Ecco, guarda, se posso interromperti, sì. Ho verificato giusto per essere sicuro, ma me lo ricordavo in memoria. Crowd vuol dire folla e funding vuol dire finanziamento, quindi sì. è un finanziamento che viene richiesto alla folla. Cosa vuol dire? È un finanziamento che viene richiesto al pubblico, cioè una persona ha una buona idea, si rivolge una richiesta di crowdfunding al pubblico, il pubblico, se si fida della bontà di questa idea, dell'innovazione di questa idea, finanzia questo tipo di attività imprenditoriale. Ecco, un'altra cosa da dire, sono stato all'Università di Stanford, che comunque è famosissima. Questa che porto, vabbè, non è la loro maglia ufficiale, però comunque una maglia universitaria che lì ce le hanno un po' tutti, e sono rimasto stupito dalla qualità e dall'organizzazione che c'è a livello universitario accademico, e il fatto che questo ambiente richiami persone da tutto il mondo che poi portano le idee e sviluppano le idee in quella zona non è un caso, secondo me in questo momento. Secondo me in questo momento il bacino asiatico e sono quelli che stanno tirando un po' di più da questo punto di vista. Sicuramente. Teniamo anche conto che purtroppo la precedente amministrazione di sinistra ha messo dei numeri chiusi nelle università per le facoltà di medicina, di odontoiatria, probabilmente per come taglio alla spesa anche. E poi ci sono pochi investimenti. Ecco, e sarebbe il caso che questo governo bicolore riaprisse la possibilità di iscriversi alle facoltà, evitando a alcuni ragazzi a rinunciare e ad altri a dover espatriare per studiare queste facoltà, tanto più che con quota 100 molti medici sono andati in pensione e ora c'è un vuoto da colmare, un vuoto sanitario. Quindi tu giustamente dicevi, facendo un confronto, fino a questo momento la sanità italiana vince su quella americana, perché c'è un'assistenza, un welfare molto più alto. Però sì. A questo punto cominciano ad esserci dei problemi che vanno in qualche modo sanati da chi appunto ha la responsabilità di farlo. Più che altro faccio un esempio proprio terra a terra: se un ragazzo italiano è un genio e qui non ha possibilità di sviluppare le sue idee e va a studiare in quell'università lì o in un'altra degli Stati Uniti, diciamo quella è una di quelle più importanti, probabilmente chi ne usufruisce delle sue idee sono proprio gli Stati Uniti e non l'Italia, perché poi lui apre l'azienda là, si fa finanziare con questo metodo, per esempio, che abbiamo spiegato, e non so, magari la futura Apple o il futuro Google o altre nuove tecnologie, ma io sono stato a vedere anche così in parte cosa stanno studiando lì in quei posti. Ho visto delle simulazioni di realtà, c'hanno un sistema praticamente che hanno dei sistemi robotici, dei sistemi di sviluppo di alcune cose che veramente mi hanno stupito. Adesso magari non è il momento di parlarne perché sennò ci dilunghiamo troppo, però cioè, non è che loro si sono fermati a quelle aziende lì, stanno andando avanti ulteriormente, stanno studiando nuove cose, stanno portando nuove idee. Cioè, possibile che noi che storicamente eravamo la culla della cultura, delle idee, dell'innovazione, siamo rimasti così indietro da quel punto di vista lì rispetto a queste zone? Purtroppo faccio notare che forse eravamo la culla della cultura, dell'innovazione e della genialità prima delle 2 guerre mondiali. Secondo me ci sono anche troppe realtà in Italia che secondo me vivono un po' sul passato e magari non hanno fatto investimenti sul futuro. Comunque, se mi permetti, il tuo discorso è apprezzabilissimo e ti dico meriterebbe addirittura un approfondimento, ma sicuramente lo faremo, vero Sammy? Faccio notare come siamo conciati noi, no? Siamo conciati a livello, diciamo, ma neanche a parlare di piccola e media impresa. Qui parliamo addirittura del settore del cibo. Qui abbiamo una situazione di non autosufficienza nella produzione alimentare, cioè i settori di chi produce beni primari, cibo, voglio dire, stenta oggi come oggi, chiudono. E cosa facciamo noi? Cosa facciamo per aiutarli? Purtroppo arrivano le lenticchie dal Canada grazie al CETA, 8.000 chilometri alla faccia del chilometro zero.
e vai, e i fagiolini dal Senegal, 4.000 chilometri alla faccia del chilometro zero. Ho mandato a Valentina le foto dei banchi del supermercato lì negli Stati Uniti, e sono andato forse in quella che è una delle migliori catene, e a fronte di un reparto formaggi con formaggi italiani, si fa per dire, c'era forse un pezzettino di parmigiano, poi tutto il resto erano dei formaggi prodotti lì con nomi italiani, taroccati. Ecco, si chiama questo che è appena Italian Sounding. È Italian Sounding, è appena definito il problema Italian Sounding, che unito alla contraffazione dei nostri marchi DOP ci fregano la bellezza di pure una cifra. 90 miliardi di euro dati perché costava il parmesan, c'aveva tanto di marchi di qualità e costava come il nostro parmigiano, c'aveva lo stesso prezzo. Quella è la cosa anche che mi ha stupito. Sul parmesan c'è un discorso, un capitolo a parte da fare, ma poi gli affettati ho visto quindi ho visto tante cose che richiamavano l'Italia, ma che di fatto erano produzioni richiamano l'Italia, ma non sono robe italiane. Il 95% dei prodotti italiani che c'erano lì non erano prodotti in Italia, il 5% sì. Io credo proprio che nessuno dei nostri ascoltatori, nessun italiano voglia comprare alla Lidl oppure ad altri supermercati simili fagiolini che provengono dal Kenya o lenticchie che provengono dal Canada, perché se si può diciamo evitare. La verità, abbiamo capacità, dovremmo avere capacità di autoprodurre e non dipendere dall'estero. Una cosa che mi ha stupito dagli Stati Uniti, che ho riferito anche a Valentina mentre ero là, è lo sviluppo agricolo che hanno, che è una cosa incredibile. Cioè, a parte che hanno spazio, però hanno veramente ancora una grossissima diciamo sviluppo agricolo che si sta espandendo, cosa che invece qui in Italia penso che sia l'esatto contrario. Chi ha i terreni, faccio un appello, chi ha i terreni agricoli in Italia se li tenga ben stretti, che non li vendano a 4 soldi per farci cose, perché noi avremo bisogno in futuro di riprenderci la nostra sovranità alimentare. Questo è un appello che lancio agli ascoltatori. Mi raccomando ragazzi, in battaglia, siamo in chiusura, fatemi ricordare un appuntamento importante per chi ci segue dalla provincia di Varese, questo venerdì 10 maggio, ore 20, la cena delle idee, a tavola con i cittadini in movimento, praticamente alla fattoria Gaggio, a Gagliate Lombardo in provincia di Varese, c'è una bella cena per parlare di progetti e proposte, per raccontare il paese di Bodio Lomnago e delinearne il suo futuro insieme ai candidati a consiglio comunale e a esponenti politici del territorio. Bella idea, si cena con pochi euro, si ascolta e si parla con i candidati del territorio. Appuntamento per venerdì 10 maggio alle ore 20 alla fattoria Gaggio di Gagliate Lombardo in provincia di Varese. Info e prenotazioni al 389 80 93 874 389 80 93 874 e qui c'è Sammy, c'è Dario, c'è Valentina, sono messi tutti gli occhiali gender, ragazzi, ma sono troppo belli i vostri occhiali, guardate un po' che roba, il mio paio personale, e ringrazio il Dario, domani lo metto in radiovisione, mi godrete con questo paio d'occhiali. Ci salutiamo con Elena Lucchini, qui Parlamento, che ci parla, guarda caso, di agricoltura. A domani. A domani. Qui Parlamento. Capogruppo Elena Lucchini. Grazie, innanzitutto Presidente. Direi che oggi noi siamo qui per lanciare un segnale importante, quello di una Lega attenta all'ambiente, ma che vuole perseguire principalmente un principio, che è quello della tutela ambientale, che deve andare di pari passo però anche con la tutela del nostro tessuto produttivo e industriale. In che modo? Dando sicuramente piena attuazione a quello che è il tema del riuso, del riciclo, dell'economia circolare. Oggi sentiamo spesso parlare di queste due paroline, economia circolare, che hanno di certo un impatto mediatico importante sull'opinione pubblica, sui cittadini, ma di fatto concretamente, obiettivamente non è stata ancora attuata. Oggi stiamo vivendo ancora un periodo dove di fatto stiamo parlando ancora di economia lineare, non è stata data ancora piena attuazione all'economia circolare. Ecco, noi prima di tutto vogliamo partire da questo, ma chiaramente per arrivare a questo obiettivo bisogna lavorare in piena sinergia
tra istituzioni, associazioni ambientaliste e sicuramente con le nostre industrie, con le nostre imprese e col tessuto produttivo industriale, che oggi ha dimostrato di avere un'innovazione tecnologica che permette di dare piena attuazione a quello che è il tema del riciclo, al tema dell'economia circolare. Ecco, noi vogliamo partire da questo, superando quello che è il blocco scaturito dalla sentenza del Consiglio di Stato proprio sul tema dell'end of waste, per quanto riguarda il primo disegno di legge, e ripristinare anche i siti inquinati con un concetto principale, che è quello della semplificazione, quella dell'agevolazione, quella del collaborare comunque con le nostre imprese senza creare ulteriori ostacoli. Questo chiaramente per quanto riguarda il tema delle bonifiche. Ecco, con questi due disegni di legge, e grazie chiaramente anche all'aiuto del nostro sottosegretario Vagna Gava, che insomma, come diceva prima il Presidente, è l'artefice di questi due disegni di legge, ecco, la Lega vuole porre al centro il tema dell'ambiente. L'ambiente, voglio lanciare questo concetto. Noi ci siamo pronti a collaborare con associazioni, con aziende, con tutto il tessuto produttivo industriale per un obiettivo comune, che è quello chiaramente della tutela ambientale. Grazie. Qui Parlamento. Avete ascoltato Potere al Popolo.